Amici bellini, di cosa vogliamo parlare? Mi dovete perdonare un po' di assenza, ma dovete capirlo. Non posso manco far partire la sigla, non posso, che non sto mai a casa, non si può fare. È un po' il che fare, un po' gli impegni, un po' che uno dice che facciamo, parliamo sempre delle stesse cose. Lo sappiamo che è arrivato Kvaratskhelia, lo sappiamo che si presenta Oliveira, però non basta. Nel frattempo mi sto anche scrivendo con il nostro amico giornalista Guido Gentile, perché questa storia di K2 non mi convince, non mi convince. Chiedevo lumi al riguardo da chi con lungimiranza ci ha sempre un pochino detto quello che sarebbe successo in anticipo. E per quanto riguarda K2, io, se vi ho sempre detto che probabilmente un po' di incertezza generale il Napoli quest'anno ce l'ha, perché sappiamo che il Napoli il mercato lo deve subire, non lo vuole fare, insomma, in prima persona. Sì, mi sta scrivendo delle cose, ma pure Angioletto, insomma, gli amici bellini sanno che io parlo solamente quando so le cose oppure quando ho delle sensazioni. E io vi avevo detto che la sensazione su K2 era che bene o male sarebbe rimasto quest'anno e non ci dovevamo preoccupare, magari non arrivava il rinnovo, perché giustamente è anche mortificante per un giocatore di quel calibro accettare un rinnovo al ribasso, perché dovrebbe accettarlo, insomma è ancora nel pieno della carriera, eccetera eccetera. Ci sono due riflessioni da fare. La prima è che probabilmente noi dobbiamo accettare che Koulibaly è un top per noi, è un top player, secondo me assoluto, ma lo è specialmente per la Serie A. Probabilmente dobbiamo accettare che in Europa, in ambito internazionale, Koulibaly, se analizzato dai grandi club, non è detto che abbia delle prestazioni e dei numeri da top difensore di top club che vuole per esempio partecipare per vincere la Champions. Questo dobbiamo cominciare ad accettarlo. E se accettiamo questo, ci spieghiamo perché le squadre non fanno follie per un giocatore che purtroppo non ha vinto. Se ha vinto con la sua nazionale, ma è una cosa diversa. Non avendo vinto con il suo club, tu dici ma è abituato, poi ogni tanto qualche infortunio di troppo, ogni tanto qualche cosa di campo dove tu dici perché ha fatto questo errore proprio Koulibaly. Insomma, le grandi squadre valutano tutto e prima di spendere tanti soldi, vedete per esempio Maguire, quanto è stato pagato da Manchester United, è diventato un meme vivente per tutti gli errori che fa, quindi ci pensano bene. E se la Juve per me non rappresentava fino a poche ore fa praticamente una squadra che puntasse alla vittoria del campionato, perché parte da quarta e sono 2 anni che parte da quarta e quindi deve recuperare terreno, e però se mettono effettivamente il colpo, cioè se mettono la quarta e questi due colpi li presentano tutti e due, Di Maria e quell'altro e Pogba, e ci aggiungi Vlahovic che insomma nel frattempo si è ambientato con il ritorno di Chiesa, tu dici sì ma devono vendere De Ligt, ed ecco perché se sono costretti a vendere De Ligt avrebbero loro la liquidità per farlo, visto che sappiamo che l'Inter anche a livello economico deve stare attenta e quindi probabilmente dovranno rinunciare a un pezzo pregiato Skriniar e cercheranno di fare di conseguenza, ma non possono reinvestirli tutti. Se il prezzo di De Ligt arriva bello alto, ecco che loro possono effettivamente investire la metà della somma per Koulibaly e vanno bene loro. In Italia bisogna accettare che vanno bene loro. Quindi un po' di preoccupazione io ce l'ho, perché vi dico la verità, ho quasi la certezza che Koulibaly preferirebbe non andare alla Juve. Se la Juve non è una squadra che punta al titolo, io vi dico a maggior ragione Koulibaly, ma che vado a fare alla Juve se non posso neanche vincere, se non è la Juve che vince tutto schiaccia sassi di qualche anno fa. Se la Juve invece si imposta per un campionato di vertice dove vuole insediare l'Inter, che comunque ha fatto un colpo da 90 con Lukaku, e continueranno a vedere cosa fare per ritornare prima in classifica, insieme al Milan che qualcosa farà, cercheranno, ma insomma
un gradino sotto li possiamo considerare rispetto alla Juve e all'Inter di oggi. A questo punto Koulibaly ci potrebbe anche pensare, e non lo dovete vedere come un dispetto nei nostri confronti, come un tradimento, nulla. I giocatori hanno anche il diritto di provare a vincere qualcosa. Che gli vuoi dire? Che gli vuoi dire? Da una parte c'è il Napoli, c'è l'amore, c'è una società che ti vuole abbassare lo stipendio, dall'altra c'è uno scatto importante a livello di società proprio, di soldi, di possibilità di vittoria, che il Napoli onestamente, dobbiamo guardarci nell'anima, non ha. E a quel punto Koulibaly potrebbe anche pensarci, ci scrive una bella pagina di giornale dove si dispiace che se n'è andato e che ci terrà sempre nel suo cuore, e può anche andarsene. Io spero che tutte queste siano chiacchiere inutili e che Di Marzio magari mi diceva anche, Guido, magari potrebbe essere una strategia per poi spingere ADL a fare un'offerta un pochino più congrua, quindi sempre i giochi di procuratori. È chiaro, qualcuno poi dice loro si pigliano Koulibaly, noi ci pigliamo a Dybala. Non credo che abbiamo questa potenza decisionale in questo momento, però voi volete dire che nel mercato tutto può essere, e allora se tutto può essere anche questo può essere, e dobbiamo accettarlo. Al momento, ricapitolando tutte le cose, perché adesso Spalletti si sono riuniti a Castelvolturno e tra un po' dobbiamo parlare di ritiro, dobbiamo avere una squadra che già può lavorare. Avere troppi dubbi adesso non mi sembra più il caso. Finché il mercato era chiuso e noi dicevamo il Napoli rispetto alle altre squadre ha fatto delle operazioni e ci siamo, adesso però, signori miei, dobbiamo risolvere i dubbi, perché io sento anche la Lazio che comincia il mercato, il ritiro senza portiere. Ecco, il Napoli uguale, perché non abbiamo ancora capito, si continua a parlare, il rinnovo per Meret è fatta, Meret se ne va da qualche parte. Dobbiamo avere le idee chiare in porta, ragazzi, dobbiamo avere le idee chiare a questo punto in difesa, dove era almeno la cosa un pochino più tranquilla, perché almeno tu sapevi Mario Rui Oliveira, Koulibaly, Juan Jesus, Rachmani, un altro da decidere, Di Lorenzo, Zanoli, tu dici bene o male abbiamo la certezza. Se ci togli la certezza Koulibaly, difficoltà, perché ti vengono a mancare tutti i leader, e l'unico leader rimasto sapete qual è? Che vi piaccia o meno, è Mario Rui. Mario Rui è più leader di Zielinski, non c'è più Ospina, Rachmani non è ancora un leader che si fa sentire nello spogliatoio, è Mario Rui, ragazzi. Fabian Ruiz non lo è, Lobotka non lo è, forse Dem, ma nemmeno l'ho sentito urlare con i compagni. È Mario Rui il punto di riferimento del Napoli, e dobbiamo accettare che potrebbe essere un leader che parte dalla panchina se Oliveira lo scavalca nella gerarchia. Quindi questa poi è la difesa. A centrocampo da risolvere la situazione Fabian Ruiz in primis, e capire se i centrocampisti poi finiscono anche sotto punta, perché quello è il dubbio tattico che sempre abbiamo. Dobbiamo sostituire Mertens. Per Mertens si parla di Olympique Marsiglia adesso sempre più insistentemente. Non ci sono state notizie, saluti eccetera eccetera, aspettiamo sempre che il Napoli batta un colpo, perché poi quando sento dire Mertens deve venire incontro, ma venire incontro a quale offerta? Non l'abbiamo saputo, noi abbiamo saputo la richiesta, non abbiamo saputo l'offerta, e quindi così cerchiamo almeno di lasciar perdere, speriamo le offerte di 120 milioni per Koulibaly, perché io non ci voglio pensare almeno un altro anno. Non credo che in Europa puntino su Osimhen così forte già da subito. Devono aspettare di vedere una stagione dove non si infortuna e dove non fa metà partite. Devono vedere una stagione, i grandi club devono vedere una stagione dove Osimhen fa tutte le partite che può fare, e lì può arrivare l'offerta, se esplode o meno. Dopodiché aspettiamo cosa succede con Politano, con Nas, con Petagna. E se abbiamo Kvaratskhelia dobbiamo utilizzarlo, ma non possiamo metterlo dappertutto. Serviranno altre pedine per rinforzare la squadra, perché al momento io credo che abbia ragione Spalletti, che è difficile, non è facile, non è scontato arrivare tra le prime 4 come abbiamo fatto l'anno scorso, perché pare che le altre squadre si stiano rinforzando. La Roma mi sembra attiva sul mercato, qualche giocatore l'ha presentato, e noi aspettiamo gli eventi. Le magliette dobbiamo aspettare, almeno le magliette ma quali giocatori li fai presentare le magliette?
capito? Poi è logico, tu presenti Kvaratskhelia e si deve mettere la maglia dell'allenamento dell'anno scorso. Va bene, non sposta punti tutto questo. È bello però, non è bellissimo. Tutte le squadre del mondo presentano la maglietta nell'ultima giornata del campionato che sta per finire e poi già si crea l'hype. Però il Napoli si sta muovendo, sento che c'è un nuovo sito, che vogliono rinfrescare un pochino tutta la storia del marketing, speriamo si faccia con i personaggi giusti. Contemporaneamente registriamo che Spalletti saluta Baldini come suo collaboratore, ma quello che veramente mi dà delle preoccupazioni, e lo dicevo agli amici in privato, è che ok, tu perdi Ospina, perdi una certa leadership in difesa, ma se perdi Calzona, che a quanto pare è corteggiato dalla nazionale slovacca, lì sulla fase difensiva di Spalletti, perché Calzona la fase difensiva di Sarri e Calzona la fase difensiva di Spalletti, lì ho un po' più di preoccupazione, ma sono sicuramente io che mi preoccupo più del dovuto. Sicuramente andrà tutto benissimo, non ci facciamo la testa prima di essercela rotta e quindi non diamo per scontato che Koulibaly stia già andando alla Juve. Speriamo di essere pronti per la sostituzione nel caso, però io vi dico subito che se ti vengono a mancare proprio tutti i leader è complicato poi fare un campionato di vertici. Faremo di tutto per vincere lo scudetto, mi pare un po' grossa. Da New York, Valerio Fluido è tutto, azzurro fluido, gli orizzonti azzurri, voi lasciate un like che vi siete dimenticati, tutte le cose belline che non vi posso far vedere, e vi voglio bene. Tra un po' la organizziamo una live, ve lo prometto, non so quando, vediamo un pochino che squadra andiamo a... Si sta smantellando tutto.